Presidente, buongiorno. Vorrei inserirmi a sentire il processo. Sono troppo distante, ci vedo poco, sento male, se gentilmente mi può avvicinare. Lei è il signor? Ercolano e mi metto alla 2 con mio figlio, se possibile. Lei è il signor? Ercolano? Ercolano Giuseppe? Sì, signore. Vediamo di provvedere. La ringrazio, per qua non sento niente. Va bene. Non si vede niente? È giusto che la traspetta è speciale, mi voglio sentire magari. Grazie. Presidente. Ci ho lasciato. Se no poi anche lo spacco davanti. Allora, pubblico Signor ministero. Presidente, Sì. signor Presidente, mi scusi. La Chi? 9. Chi? La 9, torna bene sono. La 9? Sì. Gentilmente, se era possibile, prima di incominciare il processo, volevo fare una dichiarazione spontanea. Un momentino, io vorrei sapere il cameraman alla mia destra cosa sta riprendendo da quella parte. Mi scusi? Allora, torna bene, cosa aveva da dichiarare? Posso parlare di qua? Sì. Allora, signor Presidente, io volevo precisare alcune cose quanto riguarda il collaborante Scuto. Sì. Ecco, io ci volevo dire, io non ero buttafuori del Miami, io ero un collaboratore del gruppo organizzativo, fra di quali là siamo tantissimi nel gruppo organizzativo, e non sono buttafuori, primo. Secondo, a me un caso del genere non mi è successo mai quando riguarda che lui ha dichiarato, perché io l'ho letto sul giornale, io non c'ero in udienza, che mi hanno puntato la pistola, e questo non è vero, non sta a me a giudicare, sta a voi altri. Poi voglio dire una cosa, nel gruppo organizzativo fra di quali noi altri erano allora circa una quarantina, anche di più, erano quasi tutte, quando c'erano le serate, erano tutte all'ingresso. Oltre, davanti all'ingresso c'era tutte le sere c'era la vigilantes, fra di quale noi non apriamo la porta dell'ingresso se non prima arrivava la vigilantes. Poi nel frattempo c'erano là sempre poliziotti in borghese, carabinieri in borghese, finanziere, c'erano vigili urbane. Ora voglio dire questo qua, che lui si era accorto che a me mi hanno puntato una pistola, che io avevo preso patta a qualcuno. Posso credere che di tutte queste persone all'ingresso, specialmente alla cassa, che erano tutti là a selezionare le persone che entravano, posso credere solo che se ne è accorto solo lui, non se ne è accorto nessuno? E questo qua è una cosa che giustamente a me mi preme a dirlo, perché non è giusto dire delle bugie. Poi dico una cosa, se lui ha detto che è un capo, che io facevo parte al suo gruppo, come mai se mi vede una pistola puntata se ne scappa e non mi prende diciamo le difese? E questa qua è una cosa assurda. Comunque io quello che avevo da dire era questo qua, non ero buttafuori, ero nel gruppo organizzativo assieme a tutti gli altri, che fra di quali io ho presentato anche i documenti che poi quando sarà lei le può anche leggere. Ormai, se vogliono, possono chiamare anche i vigilantes, per testimoniare. Comunque là erano tantissime donne, figli di giudici, di tutte le persone c'erano là. Ora, non è che io voglio dire, fra di quali ho visto a Bicocca 2 carabinieri in servizio che venivano là a Miami, erano anche nel gruppo organizzativo. Posso credere che di tutte queste persone non se ne è accorto nessuno? Comunque, signor Presidente, io quello che avevo da dire era questo qua. Non c'è altro da dire, grazie. Va bene. Allora, procediamo oltre. Chi dobbiamo introdurre? Il collaborante Claudio Samperi. Allora, si introduca il Samperi, e si disattivino le telecamere, e anche il fotografo è pregato di astenersi dallo scattare. Buongiorno, lei è il signor? Samperi Severino Paolo. Si avvicina al microfono. Lei è nato dove? Saluti. La data di nascita?
imputati in procedimento connesso, un difensore. L'avvocato Rocca è presente in aula e lei intende sottoporsi all'esame? Allora deve cercare di avvicinarsi un po' di più e parlare a voce alta, scandendo bene le parole in modo da far sentire da tutti. Il pubblico ministero può procedere. Signor Samperi, lei ha già reso dichiarazioni nell'ambito di diversi procedimenti i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento. In particolare ha reso dichiarazioni nell'ambito dell'incidente probatorio del procedimento cosiddetto Aria Pulita, nell'ambito del procedimento contro Santa Paola Benedetto più 3, il cui verbale di udienza reca la data del 17 febbraio 1995, ha reso anche dichiarazioni nell'ambito del procedimento cosiddetto Gioconda, verbale di udienza del 29 gennaio 1996. Rispetto alle dichiarazioni che ha reso in quella sede, che riguardano la struttura, alcuni personaggi, alcuni fatti delittuosi dell'organizzazione, ha cose da aggiungere rispetto a tali dichiarazioni? No. Sentite, le domande del pubblico ministero si sentono? Provi di nuovo. Il pubblico ministero. Devo ripetere? No, la domanda che stavo facendo. Samperi parlare più forte, di rispondere più forte. Ecco, preghiamo Samperi di rispondere forte sul microfono. Io credo che la mia voce dovrebbe essere chiara, almeno mi pare di capire. Non riformulo la prima domanda perché mi pare abbia già risposto e credo che sia stata chiara. Nell'ambito del procedimento Gioconda, lei ha dichiarato prima di andare a far parte a Cosa Nostra feci un omicidio. Si tratta della pagina 228 del verbale prodotto dalla difesa. Ecco, signor Samperi, ci vuole dire qual è questo omicidio che lei ha fatto prima di far parte di Cosa Nostra? Il primo è stato il netturbino a Figarazzi. Quindi questo omicidio del netturbino è stato fatto quando lei ancora non era non era uomo d'onore. Non era uomo d'onore. Faceva già parte comunque della organizzazione? Sì, ma passò. Pubblico Ministero, le chiedo scusa, sono l'avvocato Russo. Vuol ripetere per piacere la pagina del verbale a cui sta facendo riferimento? 228. 228? Sì. Ci vuole dire la causale di quell'omicidio, cioè di questo omicidio commesso prima che lei diventasse uomo d'onore? Il motivo perché l'abbiamo fatto neanche lo so che era una cosa interna e che questo era parente dei Ferrera, apparteneva ai Ferrera. E il motivo preciso non lo so perché è stato ammazzato. Lei ha partecipato materialmente a quell'omicidio? Io portavo la moto, Piero Puglisi dietro ha sparato. Poi avevamo una macchina di staffetta dove c'era Tuccio Salvatore, Pippo Grazioso e non mi ricordo se c'era anche mio cognato Vermelo o poi ci aspettò in scuderia. Lei ricorda l'epoca di quell'omicidio? Circa 84, 83, 84. Lei ha parlato nelle
sue dichiarazioni, i cui verbali sono stati acquisiti agli atti, dell'omicidio di Melo Ubiondo. Sì. Ecco, questo omicidio, innanzitutto vuole chiarire la causale di questo omicidio e l'epoca di questo omicidio. Dottor Bertone, le chiedo scusa, quando parla di atti fa riferimento sempre a questo verbale delle dichiarazioni del processo Gioconda? Faccio riferimento a tutti i verbali che sono acquisiti al fascicolo del dibattimento, in particolare dell'omicidio di Melo Ubiondo. Sì. Il Samperi ha parlato a pagina 12 del verbale del 17 febbraio 1995 nei confronti di Santa Paola Benedetto +3. Grazie. Quindi questo Carmelo Biondo si metteva a dire in giro che Santa Paola non era nessuno, quando lui voleva le cipava la testa, e così questa cosa girò, diciamo, nella nostra organizzazione. Poi un giorno ci siamo riuniti io, Piero Puglisi, Enzo Santa Paola e Aldo Ercolano per metterci d'accordo per ammazzare questo. E così poi ci siamo organizzati per ammazzarlo e l'ho ammazzato io e mio cognato a Perisando. Dove fu commesso l'omicidio? Via Dalmazia, se non mi ricordo male se si chiama questa strada. Comunque è una strada vicino tra via Isidro Giuffrida e via Leoni, via Costituire Province, come zona. Ecco, l'epoca di questo omicidio lei la ricorda? Sì, questo già io ero uomo d'onore. Fu fatto dopo quello del Netturbino. Dopo quello del Netturbino? Sì. Questo glielo dico perché in effetti nelle dichiarazioni che lei ha reso in occasione appunto del procedimento contro Santa Paola +3, lei aveva collocato questo omicidio in un'epoca prima di essere uomo d'onore, cioè sostanzialmente lei ha parlato di questo omicidio Melo Ubiondo collocandolo nel tempo prima di essere uomo d'onore. Ho confuso con l'altro, perché l'altro... Ha confuso con quale? Quello del Netturbino, perché prima ho fatto quello del Netturbino. Non era un uomo d'onore. Ci vuole dire dove lei è stato fatto uomo d'onore? Io sono stato fatto uomo d'onore a Via Grande. Ricorda, senza scendere sui particolari dei quali ha già detto della procedura di iniziazione, ricorda più o meno l'epoca di questa cerimonia? Guardi, era tra la fine dell'84 o inizi 85. Mi ricordo che quella sera c'era una festa importante in questo paese, fuochi d'artificio, luci, tutto il paese era, diciamo, preparato per questa festa. E la sera si sentivano queste bombe, quando io ero dentro per iniziarmi. Ecco, a quella cerimonia di iniziazione, senza, ripeto, procedere ad un esame del rituale che in questa occasione non ci interessa, volevamo sapere chi erano le persone presenti e se assieme a lei furono fatti altri uomini d'onore. Allora, quella sera io sono arrivato assieme a Piero Pugliesi, poi arrivò il Mappasoto, Pulvirente Giuseppe. Già sul posto si trovava Mangione, Francesco e Santa Paola Benedetto. E poi c'era il fratello di Mangione, Francesco, Pippo Mangione, che aspettava di là, e poi si doveva arrivare Salvatore Santa Paola e il figlio Enzo Santa Paola. Il Salvatore, se non mi ricordo male, quel periodo era latitante. E il figlio Enzo? Non sono potuti venire perché mi ricordo hanno avuto un imprevisto. L'altra domanda era se assieme a lei furono fatti altri uomini d'onore. Sì, io e Giuseppe Pulvirente siamo stati fatti assieme. Chi fu il padrino suo? Il mio fu Piero Pugliesi,
Puglivendi fu Mangiano Francesco. Mangiano Francesco. Lei, nel corso sempre delle dichiarazioni cui i verbali sono acquisiti al dibattimento, ha parlato dell'omicidio di tale Cannavò. Sì. Ci vuole collocare nel tempo questo omicidio e ci vuole dire qual è la causale e se lei ha avuto un ruolo o comunque quali sono le sue fonti di informazione. Guardi, questo Cannavò l'ho fatto io assieme ai Pocoana Giuseppe. L'abbiamo fatto come anno, credo, tra il 90 e il 91. E in pratica a Decolano, il papà di Adecolano, Giuseppe, interessava a lui la morte di questo Cannavò, perché dava fastidi, non mi ricordo, nell'ambito dei trasporti, eccetera. E in più questo Cannavò vendeva la droga a Catania. Ecco, ma più specificatamente, dico, il fatto che vendesse la droga a Catania, come si poneva rispetto alla causale dell'omicidio? E dava fastidio perché giustamente noi avevamo il monopolio della droga a Catania, quindi lui dava fastidio perché era uno che poi vendeva a chili. E questo Cannavò apparteneva a qualche gruppo? Ma guardi, diciamo che era gruppi proprio no, non era un nostro simpatizzante, diciamo. Lei ha conosciuto un personaggio soprannominato Torroncino? Non l'ho capito, dottore. Lei ha conosciuto qualche personaggio con il soprannome di Torroncino? Torroncino, no. Non l'ha capito, non l'ha capito. Torroncino? No. Nell'ambito delle sue dichiarazioni lei ha parlato anche dell'omicidio di Bonanno Stefano. Sì. Ecco, ci sa dire chi era Bonanno Stefano e qual è il movente di questo omicidio? Bonanno Stefano era uno vicino a Salvuccio Marchese. A sua volta questo faceva parte dei custodi. Poi si avvicinò a Salvuccio Marchese, non so come. Comunque si avvicinò a Salvuccio Marchese a questo Bonanno Stefano. Poi si parlava di eliminare questo Stefano Bonanno perché, a parte che era uno che in effetti da noi, gente che venivano da altre famiglie, duravano poco perché si ammazzavano tutte, diciamo. E poi perché era uno che faceva molto uso di cocaina personale, uno che era, diciamo, poco affidabile. E poi so che c'era anche una storia di donne tra lui e Salvuccio Marchese, la signora della posata. Tragedie, diciamo, che sì, quando si doveva ammazzare una persona le tragedie erano sempre queste. Quando lei parla di tragedie cosa vuol dire? Quando una persona deve morire, in pratica se ci incomincia a buttare tutte queste tragedie addosso, o per donne, o per droga, tutte queste cose. E di questo omicidio cosa sa lei? Ma so che c'era il gruppo di Picanello interessato e il gruppo di Ognina per eliminarlo, perché lui, la base era quella che lui andava tutti i giorni alla posata e quindi il tratto, diciamo, che per morire è buono quello dalla scogliera da dove è arrivato, diciamo, dove è morto sulla circonvallazione, perché doveva passare o dal gruppo di Ognina o dal gruppo di Picanello. Lei ricorda l'epoca di questo omicidio? L'epoca, credo 89, 90, non mi ricordo di preciso. Lei ha detto che il Bonanno lavorava nella droga. Sì. Ci sa dire con chi lavorava nella droga? Allora era lui, in società era lui, Marchese e Nuccio Faro. Questi erano, diciamo, il gruppo che... Nuccio Faro sa se ha qualche soprannome? Il mostro. Io gli vendevo anche la droga.
Chi la vendeva? Io a questo gruppo gli ho venduto anche della droga. A chi? A Bonanno e Marchese. L'ha venduta in piccoli quantitativi? No, oppure... le davo a mezzo chilo, le davo così a pacchi di mezzo chilo. Lei ha anche parlato dell'omicidio di tale Stivala, ricorda? Sì. Ecco, questo omicidio dove fu commesso, per quale motivo? Questo fu commesso a Piazza Galatea. Dove esattamente? Nel bar di Piazza Galatea. Questo omicidio era interessato Mangion Francesco, per motivi vecchi, mi ricordo di contrabbando, queste storie là. Comunque cose vecchie, si parlava allora, mi ricordo in qualche occasione, erano cose vecchie. Lei sa di che cosa si occupasse lo Stivala? Lo Stivala era uno che comprava anche roba rubata assieme a G. Andrea, Campione Andrea. Era uno, diciamo, che trafficava anche in queste cose, era uno che cercava di guadagnare soldi così. E oltre questo tipo di attività illecite, ricorda altre attività illecite dello Stivala? No. Lei ha anche parlato dell'omicidio di tale Rambo. Sì. Ecco, ci sa dire il movente di questo omicidio, l'organizzazione di questo omicidio? Guardi, questo omicidio si doveva fare molti anni prima che lui morisse, perché questo uccise quasi una famiglia intera a un ragazzo di cognome Renna. Di nome? Di cognome Renna Permero, se non mi ricordo male di nome. Questo ragazzo ancora era piccolo, questo Permero, poi man mano che cresceva si avvicinò al nostro gruppo e allora il Mappostolo ci disse di ammazzare questo Rambo. Dopo una sera si sono andato io, Mazzaglia Salvatore e Nino Pulvirende sotto casa a aspettarlo, che lui abitava all'esima superiore. Questo non si ritirò e dopo qualche giorno diciamo che l'abbiamo mollato un po'. Poi si parlava sempre di ammazzare sto Rambo e che era uno che poi man mano questo si incominciò a mettere con gruppi di cursoti e via dicendo. E quindi davamo la caccia dalla mattina alla sera a sto Rambo, perché poi incominciò a farci anche del danno, tipo a Gela, incominciò ad ammazzare anche Gelesi che diciamo come corrente era nostra. E chi sostanzialmente da Gela vi arrivò qualche richiesta? Sì, da Gela veniva Tusa Francesco, in particolare veniva spesso da me a lamentarsi per sto Rambo che stava combinando un macello a Gela. Le faceva rapine, le ammazzava persone e quindi di cercarlo, di prenderlo il più presto possibile, mi diceva, perché era preoccupato per sto Rambo. E lei ha parlato direttamente con il Tusa oppure Sì, sono no, lui veniva spesso da me nel negozio di abbigliamento. In quale negozio di abbigliamento? Si chiamava Reportage, in via Andrea Costa. Traversa di Il Via suo, Umberto. questo negozio era suo? Sì, in società con Platania. E dove era ubicato? In via Andrea Costa. Ecco, visto che ha parlato di questa attività sua economica, ci vuole dire tutte le attività economiche che lei ha svolto in epoca precedente, diciamo, al suo arresto? Sì, avevo un negozio di abbigliamento, un negozio di fiori assieme a mio padre, un negozio di fiori assieme a mio padre. Sì, deve parlare più forte. Sì, un autosalone. Con chi ce l'aveva Con l'autosalone? Anastasio Francesco. Poi? E poi una società nell'edilizia con Michele Panebianco. Michele Panebianco. E poi? Sì. E poi avevo una quota nei biliardini di questo video poker con Nuccio Iapona. Con? Nuccio Iapona. Biliardini dove erano ubicati? Ma li mettevamo nei paesini un po' in giro, Mascalucia, Giar, Riposto, in queste zone.
Questo Michele Panebianco, con il quale era in società nell'edilizia, è parente o omonimo di altri Panebianco che lei eventualmente conosce? No, non è parente di altri Panebianco. Non è parente? Di altri Panebianco che io conosco. Questo l'ho conosciuto mentre che io ero a Seno Libertà, per una partita di calcio l'ho conosciuto. Abbiamo fatto amicizia e ci siamo messi abbiamo fatto questa società. Nel corso delle dichiarazioni che lei ha reso a Bologna il 17 febbraio del 95, lei ha riferito di un episodio di sangue che le è stato riferito da Franco Anastasi. Sì. Vuole dire alla Corte di quale episodio si tratta? Di Palermo, Salvatore Palermo e Lampadina. E l'Anastasi quando ebbe a darle queste indicazioni e come faceva ad avere... Non è che Anastasi è venuto proprio da me a casa, diciamo, a dirmi, sai, ho visto sta cosa, perché all'epoca neanche ci conoscevamo. Poi man mano che siamo andati in amicizia con Franco e lui un giorno in macchina mi confidò sta cosa. E che cosa le confidò? Che ha visto arrivare a Palermo, Torre Palermo e Lampadina nella concessionaria Renault di Via Veneto, alla Nicky Car, e li ha visti uscire, non mi ricordo, dentro un sacco o una cosa del genere. Scusi, sono l'avvocato Catania. Formulo, sia pure tardivamente, opposizione sotto due profili. Il primo è che anche se un verbale è agli atti non se ne può dare lettura, neppure così sommariamente indicarla, perché i verbali vanno letti semmai dopo le domande a fine di contestazione. È inutile che indico le norme, che credo siano perfettamente chiare alla Corte e allo stesso pubblico ministero. Nel merito della specifica domanda faccio presente che trattasi di fatto omicidiario, non in contestazione, nemmeno nel processo che riguarda gli omicidi, e trattasi di fatto peraltro temporalmente al di fuori della contestazione relativa al reato associativo. Quindi ritengo che per tutti e tre questi profili la domanda e l'ulteriore esame, comunque a questo punto sul punto, dovrebbe essere interdetto. Presidente, Per quanto riguarda il primo punto non Presidente, ci sono state letture di verbali. Presidente, io se mi consente... Ha richiamato il verbale, dico, si tratta di verbale dibattimentale, dice lei ha detto, io dico... Sì, cioè il richiamo della pagina. No, Presidente, però dico, quello che voglio dire è questo, a parte che il richiamo di una pagina, di una dichiarazione già fatta, suggerisce in qualche modo indirettamente l'argomento e la risposta. Dico che in sede di esame non si può dare lettura nemmeno di atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, perché in questo modo si compromette l'oralità dell'esame stesso. Ma ripeto a dire, questo è uno dei profili dell'opposizione. Gli altri riguardano il fatto che si tratta di omicidio non in contestazione, siamo qui nel reato associativo, aggiungo di più, nemmeno nell'ambito del processo per gli omicidi questo fatto è in contestazione. Allora mi pare che fare un'indagine al dibattimento per un fatto non contestato, mi pare evidente che sia assolutamente irrituale. Il fatto... Posso, Presidente, prima che il pubblico ministero interloquisca, semplicemente ricordare alla Corte, per dare, come posso dire, un'illustrazione sia pur pedestre di quello che è stato l'intervento dell'avvocato Catania. Noi torniamo al vecchio processo dove si chiede al teste: lei conferma quanto già dichiarato? Si voleva oggi che la prova si formasse qui davanti alla Corte. Io dico che la suggestione e l'induzione a riferire nasce proprio da ricordare all'imputato di reato connesso quanto ha già detto. L'esame è cosa ben diversa, salvo che si torni indietro e si rileggano nella buona sostanza o si richiamino le dichiarazioni già fatte. È tutto un altro rito. Quando il pubblico ministero chiede, lei in quell'occasione ha già parlato di questo omicidio e ha detto, si rende conto, signor Presidente, che non è più un esame, si tratta di una nuova forma di processo, una sorta di tertium genus. Mi oppongo e mi associo all'opposizione proposta adesso dall'avvocato Catania. Presidente,
Mi scuso col pubblico ministero perché voglio chiarire soltanto una cosa. Intanto non ci siamo resi conto, e non credo che per mancanza di attenzione, di letture fatte dal pubblico ministero. Il riferimento a dichiarazioni con indicazioni della data in cui furono rese e con le pagine dei verbali ritengo che sia stata fatta per comodità di tutti e non per suggerire alcunché. Per quanto riguarda poi il merito della opposizione, la si rigetta per plano senza bisogno di ulteriore argomentazione, ma solo richiamandoci alla metodologia sin qui usata per la trattazione di argomenti similari. Il pubblico ministero può procedere. Quindi l'interruzione ovviamente mi impedisce un attimino di ricordare esattamente cosa stava dicendo. Lei ha detto che ha visto che l'Anastasi ha visto... Pratica ha visto arrivare questi, sì, perché avevano un appuntamento nell'autosalone, nella concessionaria. Sono messi un po' a parlare, poi ad un tratto mi diceva che addirittura li hanno mandati, comunque già il fatto, diciamo, che era stato fatto, perché mi ricordo se ne ha detto lui o ne abbiamo parlato in qualche occasione con qualcuno della mia ex organizzazione, che si è tradito in lampadina facendo una telefonata a casa e facendo capire ai presenti che la famiglia non sapevano che loro erano andati in questo appuntamento, e così li hanno presi, li hanno ammazzati dentro, c'era dentro Santa Paola e Nitto Santa Paola e altri non mi ricordo. L'Anastasi che tipo di lavoro faceva? Lui era venditore di macchine nella Renault. Cioè, in sostanza, all'epoca del fatto lui era dipendente della Renault. Sì. E successivamente lei sa se l'Anastasi ha avuto qualche vicissitudine giudiziaria, qualche particolare vicenda? Nell'87 l'hanno arrestato per una decina di giorni per un favoreggiamento. Nei confronti di chi? Di Mangion e altri, Nania e altri. Per quale vicenda lei lo sa? Mi ricordo droga, se non mi ricordo. Samperi, lei dopo l'inizio della sua, prima di parlare del dopo, quando ha iniziato a collaborare? Allora, iniziai a collaborare a gennaio 93. Lei ricorda quale fu la prima indicazione che diede ai magistrati che lo interrogavano? La prima indicazione? La prima indicazione? Non mi ricordo. Dove accompagnai delle persone. Sì, la prima cosa che ho accompagnato, siamo stati io e altre persone dove dormiva a Santa Paola da latitante, a Mascalucia. E qual era questo posto? Una casa di Grasso. Dove si trova esattamente questa casa di Grasso e chi era Grasso? Chi è Grasso? Grasso era uno che gestiva il gas, queste bombole, queste cose di caricare macchine di gas e queste cose. E la casa era dentro il paese di Mascalucia. Lei era stato in questa casa? Sì, spesse volte. Ricorda l'ultima volta in cui era stato a casa? L'ultima volta ci sono stato dopo la morte di Pocoana Giuseppe. E cioè? Settembre, metà settembre. Settembre di che anno? Del 91, mi sembra, 92. E con chi? 92. E con chi si era recato e perché si era recato Mi ero recato Santa Paola? là con Piero Puglisi, appunto per la morte di Giuseppe Pocoana, per dargli, diciamo, spiegazioni come era successa la cosa. Lei ricorda se quel giorno vi erano stati altri fatti di sangue? Sì, quel giorno morì i fratelli Marchese e
la scomparsa di Garilli Francesco. Chi era Garilli? Garilli era un ragazzo avvicinato a Salvuccio Marchese e fatto anche lui uomo d'onore. Fu fatto, diciamo, con l'inganno, perché lo scopo dell'organizzazione catanese era ammazzare Salvuccio Marchese. E quindi Salvuccio Marchese propose all'organizzazione di fare questo ragazzo uomo d'onore. E subito l'organizzazione, naturalmente, per filarsi il Marchese, gli hanno detto di sì e l'hanno fatto uomo d'onore. Cosa significa questa espressione per lei, che peraltro abbiamo sentito altre volte nel corso Sì, che significa filarsi? Vuol dire, fa capire alla persona che, diciamo, che con lui non c'è niente, sono d'accordo per le sue, diciamo, richieste, le sue idee e tutto il resto. Dove invece Salvuccio Marchese già aveva intuito che doveva morire e spesse volte stava attento da tutti, non si fidava più da nessuno. Lei ci sa dare una descrizione di questa casa dove si trovava, Casa del Grasso, dove andò a trovare il Santa Paola? Allora, io ci andavo dalle spalle per motivi di sicurezza, per la polizia, eccetera, ma se si va dalla stradina che da Masca Lucia porta a San Pietro Cavenza è una traversa di questa strada. La casa è composta, poi è una traversa che non esce, diciamo, non sfonda. La casa era composta che noi entravamo da una scivola da un garage, si entrava e c'era una scala a chiocciola di ferro che si arrivava direttamente in cucina. In cucina è un, diciamo, reparto pranzo. Poi sopra ancora c'era una mezzarda dove lui si era fatto un tavolo di ping pong per giocare, e poi dove c'era una camera da letto, un altro salottino di là. Lei ha detto che, l'ho detto stamattina, che ha iniziato a collaborare nel gennaio del 5 gennaio 93. Nel gennaio del 93. Lei ricorda di aver avuto un colloquio con suo cognato Grancagnolo Carmelo? Sì. Ricorda l'epoca e il luogo dove si è tenuto questo controllo, questo colloquio? Sì, abbiamo fatto le Bibbie, nel carcere delle Bibbie, dopo qualche, mi ricordo un mese e mezzo che iniziai a collaborare. Lei ricorda, questa domanda le è stata fatta altre volte, di che cosa avete parlato? Sì, abbiamo parlato di cose familiari, di più del meno, di soldi e di cose, cose nostre. Diciamo. L'epoca di quel colloquio la ricorda con precisione? Il giorno preciso non me lo ricordo. Il mese? Il mese, se mi ricordo male, era febbraio. Io adesso le farò delle domande sulla base della trascrizione della conversazione che a vostra insaputa è stata intercettata nel momento in cui voi, lei e il Grancagnolo avevate questo colloquio. E lei vorrà darmi le spiegazioni possibili. Nell'ambito di questo colloquio, innanzitutto, si parla di alcuni personaggi femminili, si parla di Maria e di Luisa, che sono in albergo, pagina 5. Sì, queste sono le mie sorelle. E come si chiamano? Maria Grazia e Elisa. Quindi Elisa, non Luisa. Elisa si chiama mia sorella. E queste sono sue sorelle? Sì. E Maria e Luisa con chi sono sposati? Allora, Maria con Grancagnolo Carmelo e la Elisa è vedova di Aperi Marcello. Di? Aperi Marcello. Aperi Marcello. Marcello. Si
Si parla di tale Rosalba, pagina 6 della trascrizione. Chi è Rosalba? Non lo so. C'è Forse Rosaria. Rosaria. E chi sarebbe Rosaria? Rosaria è la figlia di Rancagnolo. Nel corso di questa trascrizione leggo tutta la pagina 6, l'interlocutore B, che potrebbe essere lei, dice EQ Maria, l'altro interlocutore dovrebbe essere Grancagnolo, ma chi sta Rosalba? Lei ha detto deve essere Rosaria. Rosalba, sì, Rosalba, l'interlocutore A dice come CIU, lei risponderebbe ospitali. Scusi. Sì. Sicuramente sarà successo appunto che si parlava sempre tra mia sorella Maria e la bambina Rosaria, e che in quel periodo magari è successo qualcosa che era in ospedale, qualcosa del genere. Lei non ricorda con precisione? No, ma sicuramente si parlava di questo comunque. Sicuramente si parlava, anche perché sta Rosalba non la conosco, io non so chi. L'unica che si può assomigliare a questo nome è Rosaria. Poi si parla di una tale Francesca, è un nome familiare? Sì, lei che è moglie di convivente di mio fratello Alfio. Poi l'interlocutore A, che dovrebbe essere Grancagnolo, dice, pagina 7, ehi, ci stai dicendo io a Idro, a me nipoti di mannarici 100.000 lire, e ci dici a cosa s'abbessa, e poi ci puttau un bello, cuturissi intra o tribunali. Lei risponde, cacciu sapienza o tribunale propria, io ciu magari o tribunale. Ricorda? Sì, questa è una cosa che riguardava mio fratello Alfio. Cioè? Che in pratica dopo la mia collaborazione si sono avvicinati a lui offrendogli del denaro e dirgli che non dovevano preoccupare, che lui non gli succedeva niente e tutto questo. E io ne parlai con mio cognato dicendoci, sai, già hanno avvicinato Alfio per, diciamo, nel modo nostro si diceva filasselo, in quanto appena esce gli danno un colpo di cetta e gli tagliano la testa. Che era questo ci faccia capire meglio. In pratica sono andati, mio fratello in quel periodo ebbe un processo, mi ricordo, in tribunale di sorveglianza o cose del genere. Al tribunale quindi? Sempre a Messina, se non mi ricordo male. In quanto in questo tribunale si può parlare, perché ci sono stato una volta, sempre per lui, e si può parlare, diciamo, col detenuto, no? Man mano che lo portano a desire le scale. E allora il Sapienza, allora ci andò lui, Sapienza, Pinuccio Di Leo e qualcun altro, non mi ricordo chi, a dirgli di preoccupare se ha bisogno di soldi, ti stava mandando soldi e tutte queste cose che mio fratello non l'avevano mai fatto con mio fratello, queste cose, giustamente mio fratello capì, in effetti, perché non l'avevano mai fatta queste offerte, di colpo tutta questa benevolenza con lui è stata strana, diciamo. Ma era quella. Ci sarebbe andato il Sapienza sì. Assieme a Pinuccio Di Leo e ad altri, lei ha detto. E questo Sapienza chi è? Il nipote di Grancagnolo, il figlio della sorella. Come si chiama di nome? Pinuccio Sapienza. E quindi il suo fratello aveva questo processo a Messina. Sì. E ci vuole dire l'epoca di questo processo, di questa... Ma è successo subito dopo la mia collaborazione, quindi dopo qualche mese, dopo qualche mesetto, diciamo, che io iniziai a collaborare. Quindi stiamo parlando di 93, gennaio-febbraio. E come faceva il Sapienza o altri
a sapere della sua collaborazione? Ma la mia collaborazione la sapevano già dopo 1 ora e mezza che io stavo collaborando. E come fa a dire questo lei? Lo faccio perché dentro la squadra mobile di Catania il 60% erano tutti poliziotti, diciamo. Quindi diciamo che si è sottovalutata un po' la cosa e subito questa cosa si uscì fuori. Suo fratello Alfio è stato detenuto a Messina? Sì. Lei sa se ha avuto incontri al carcere prima della sua collaborazione o subito dopo la sua collaborazione, colloqui con appartenenti alla sua organizzazione o comunque parenti di appartenenti alla sua organizzazione? Sono andati in tribunale. Al tribunale. Sì. Ecco, ci vuole spiegare quali sono state le ragioni della sua collaborazione? Le ragioni sono state queste. Uno, ero stanco già di tutta questa storia che vivevo in questa, diciamo, gentaglia. E 2, perché nello stesso tempo che già avevo visto scomparire ragazzi e morire ragazzi, diciamo, amici intimi, anche per niente, diciamo, senza motivo, per colpire un altro veniva ammazzato una seconda persona che magari non c'entrava niente. E cominciai a capire tutte queste cose e già ne ero proprio schifato, diciamo, della situazione di Cosa Nostra. Poi nello stesso tempo iniziai ad avere fatte delle proposte per ammazzare qualcuno della mia stessa famiglia. Questo, diciamo, che è stato il colpo di grazia che ho deciso a collaborare. Ecco, ci vuole dire chi le aveva fatto queste proposte e nei confronti di chi lei doveva attuare questi... Le proposte me le ha fatte il signor Piero Puglisi, una volta assieme a Tuccio Salvatore, e il signor Addecolano mandò a dirmi con Piero Puglisi di ammazzare qualcuno delle mie sorelle. Qualche altro familiare? Sì, un altro era uno dei miei fratelli, Alfio. E per quale motivo suo fratello Alfio? Perché era, diciamo, lui era uno che se ne fregava di tutti e rubava con tutti, oppure perché si era sposato 5 volte, sposato, sì, fuggiva con ragazzi, ne lasciava una, se ne prendeva un'altra, era questo, diciamo, questo debole. Perché, dico, questo fatto nell'ambito della vostra organizzazione è disdicevole? Sì. Poi lui era uno dei miei fratelli che rubava con tutti, con Cursotti, Cappelliani, con chiunque gli offriva di fare una rapina in banca e lui andava con chiunque. Questa cosa giustamente era molto grave e veniva sempre richiamato per questa cosa. Che lei sappia, la sua organizzazione aveva in mente di attuare propositi di questo stesso tipo nei confronti di suo cognato Grancagnolo Carmelo? Che aveva... Scusi, dottore, può ripetere per favore? Cioè che lei sappia, la sua organizzazione aveva intenzioni analoghe di quelle di cui lei ha detto anche nei confronti di suo cognato Grancagnolo Carmelo? No, non credo che lui sapeva che poteva, diciamo, andare incontro a queste cose. Anche perché lui era uno che gli dava la vita a questi. E lui, a questi chi? A questa dell'organizzazione. Lui gli ha dato la vita veramente, che lui era l'unico, non era uomo d'onore mio cognato, ma era uno che attivava meglio di un uomo d'onore. Faceva le cose che a volte un uomo d'onore non riusciva a fare. Incontri con chiunque, lui era sempre di prima persona e si incontrava con chiunque. E con il rischio di rimanerci e di non ritornare più a casa. Lei sa se suo cognato
avuto malattie cardiache? Sì. In che periodo e in che cosa si sono concretizzate? Lui una mattina gli è venuto un infarto davanti a me molti anni fa mentre che si galoppava un cavallo. E lui, come io, eravamo amanti di cavalli e una mattina lui con questo cavallo si è innervosito abbastanza e gli è venuto questo infarto. E poi so che ne ha avuti altri. Non ho capito. Poi ne ha avuti altri, infatti, questi problemi di cuore. E ricorda l'epoca di questo infarto? Questo fatto è stato molti anni fa, 85, 86, di preciso non mi ricordo. E suo cognato è stato ricoverato? Sì, al Garibaldi. Ci vuole dire quali sono stati i suoi periodi di carcerazione dall'87 sino... Io sono stato arrestato gennaio 87, fine gennaio, se non mi ricordo male, il 27. E uscì insieme di libertà, a parte le licenze premio che avevo già avute, uscì insieme di libertà nel marzo 88. Poi finì la semi-libertà a marzo 89. Poi fui riarrestato nel novembre del 91, per che cosa? Detenuto, mi ricordo, 10-15 giorni. Per che cosa fu detenuto? No, la prima per tentata estorsione e la seconda per su per giù associazione, la stessa reato, estorsione, cosa di. Quanto tempo prima dell'inizio della sua collaborazione lei è stato arrestato per l'ultima volta? Nel 91, quindi... No, dico nel momento in cui lei ha iniziato a collaborare, ha detto il 6 gennaio, il 5 gennaio, pardon, del 93. Sì. Quanto tempo prima del 5 gennaio era stato arrestato lei? Il tempo prima, l'ultima mia carcerazione è stata appunto nel 91. Cioè le voglio dire, quando lei ha iniziato a collaborare era stato arrestato? Nel 93? Sì, questo le sto chiedendo. Sì, la stessa sera che iniziai a collaborare, nel gennaio 93, 5 gennaio 93. Ecco, proseguendo ora nell'esame della trascrizione di questo colloquio che è stato intercettato, lei fa riferimento a tale, lei, insomma, l'interlocutore B, pagina 8, fa riferimento a tale Franco. Lei dice: no, Idri, ci resano tutti cosi a Idru, cienu e cianu ritto, tu che hai ne mani. Vinni Franco, ci dissi 25 milioni, non ci n'è che assai. Io naturalmente, io sapeva vosi provare che mi futtio 45 milioni e intanto ci dissi che Idru si negau 35 milioni ne si negau magari pi telefono i lassano peri a stura i cristiani. Ricorda cosa vuole? Questa è una storia di soldi miei che questo ragazzo Franco mi teneva. Chi è questo Franco? È un ragazzo di Catania, pulito, che non fa parte di nessuna organizzazione, che mi teneva un po' di soldi. Quindi non è che Franco Anastasi? No, assolutamente. E che loro sono andati a levarci questi soldi, questo, non ho capito, mi scusi, vuole ripetere? Mio cognato mi ha detto, se io mi ero portato un po' di soldi, no? E dove gli stavo dicendo che appunto che già parte dei soldi loro me li avevano già levati facendomi terra bruciata, Questo si discuteva. Chi gliel'aveva tolti questi soldi? Il Piero Puglisi e compagni. E come gliel'aveva tolti? Non è che io ho avuto proprio un colloquio con questo ragazzo, l'ho avuto tramite una telefonata, sono riuscito a rintracciarlo una sola volta e lui mi ha dato queste spiegazioni che i soldi l'organizzazione li ha levati tutti, a parte prima i 25 e poi ci sono riandati e levati tutti il resto, che mi teneva circa 400 milioni questo ragazzo. Nel corso
dalla pagina 9, si fa riferimento a tale Pane Bianco. Chi è questo Pane Bianco? Pane Bianco era il mio ex socio. Cioè quel Pane Bianco Michele di cui ha già detto. E ricorda perché fu fatto questo riferimento? Ma sicuramente si parlava della mia villa che aveva a Mascalucia perché era intestata a Pane Bianco, no? E allora ci fu la squadra mobile che si mise in contatto con Pane Bianco per dire perché la villa era intestata a Pane Bianco e dirle che la casa in effetti era mia, e questo era il discorso Pane Bianco. Lei sa se questa villa è stata poi danneggiata? Sì, la so che l'hanno distrutta tutta e so che in che periodo? Subito dopo la mia collaborazione, dopo qualche mese l'hanno distrutta. Pagina 11, lei dice, o comunque l'interlocutore B dice: a mia usai chi mi levano, ci lava rato, era io, iddu, ma passato, ma aveva accattato un altro terreno a Mascalucia, tutti cosi si pigliano, tutti cosi. Infatti andiamo nel discorso di prima, che in effetti questo è un altro terreno che io parlo del famoso terreno che abbiamo comprato con l'organizzazione dei 5 miliardi e che abbiamo messo delle quote, dove io assieme a Puglisi Piero e Malpassato abbiamo messo una quota di 250 milioni. Ecco, questo terreno dove era stato acquistato? Zona Augusta. E con chi l'aveva acquistato? Ha detto erano 50... Eravamo tutti quanti, diciamo noi, uomini d'onore, dove Aldo Ercolano era, diciamo, il responsabile di questa cifra che Di quanti miliardi era? 5 miliardi era la cifra che si doveva comprare questo terreno. Ecco, ma questo terreno, e quindi eravate lei? Allora, eravamo io, una quota eravamo io, Piero Puglisi e Malpassato, poi c'era Carletto Campanella, Natale Di Raimondo, Aldo Ercolano, ognuno aveva la sua quota. Marcello D'Agata e altre. Ma questo terreno a che cosa doveva servire? Questo terreno si doveva comprare a, diciamo, non edificabile e poi diventare edificabile con l'appoggio del posto che c'eravamo là. Con l'appoggio del? Che c'era non lo so come si chiama, nel reparto dove si fa poi diventare edificabile questo terreno. Si parlava addirittura di farlo diventare al 30%. E quindi guadagnare... Questo terreno che fine ha fatto? È stato acquistato? Sì, l'abbiamo acquistato, però che fine ha fatto dopo non lo so, che poi iniziai a collaborare, diciamo che io... E lei quando ha versato? Quanto io ha dalla versato? mia parte ho messo 105 milioni. E non le sono state restituite? No, poi iniziai a collaborare, quindi le ho perse, diciamo. Però lei qui parla di un altro terreno, ma aveva accattato un altro terreno a Mascalucia. Sì, questo è un altro terreno che abbiamo comprato io, Piero Puglisi, un certo Turi, quello degli autobus che porta i bambini a scuola e seguiva il Calcio Catania, e un politico Ciccio Russo del paesino, mi sto ricordando, Tre Mestieri e Tenneo. Lei conosce tale Agostino Priolo? Sì. Chi è? Agostino Priolo era uno che gestiva un'assicurazione a Catania e in più era uno del gruppo Calcio Catania. Ecco, allora la persona che lei ha parlato poc'anzi di un tizio che guidava i pullman, una cosa di questo genere. Quello era Salvatore, si chiamava, non mi sto ricordando in questo momento il cognome. Vabbè. Comunque abitava, c'era anche lui, gli avevo fatto comprare una villa dove l'avevo comprata assieme io e Piero Puglisi, nello stesso residenza, a Mascalucia. E questo terreno che fine ha fatto? Anche questo terreno di Mascalucia? Sì, questo terreno il Salvatore mi mandò, diciamo, la mia quota di questo terreno, sono riuscito a prenderla. Non ho capito. La quota di questo terreno sono riuscito a prenderla. Cioè, la mia, diciamo, parte di questo terreno, dopo la mia collaborazione, io mi misi in contatto con questo Salvatore per dirgli di restituirmi la mia quota e lui me li mandò questi soldi tramite la squadra mobile.
Si fa riferimento poi a pagina 12 a una persona che sarebbe stata condannata, lui e sua madre, cioè l'interlocutore A dice non saccio ma picchi e ca no che Nicosu già tu conosci chi giuca travaglia. L'interlocutore A dice cunnannano a Idru e sua mamma, e lei dice cunnannano picchi a darecchia l'appara propria Idra l'appara, perdono. Ecco, sa qual è il riferimento? Guarda, se non mi ricordo male stiamo parlando della mamma di Navaria. E a che proposito ne state parlando? Nel proposito che mio cognato mi ha detto, se non mi ricordo male, se il Navaria, perché allora il Navaria già era collaborante, prima di me era stato già lui collaborava, e se lui aveva chiamato la madre, anche la madre, perché la madre diciamo che era una che sapeva molte cose, perché era una che all'epoca nascondeva il mappassotto e in più incontri di tutti i generi si facevano nella casa di questa signora. Cioè, sostanzialmente che cosa commentavate con Grancagnolo? Se lui aveva chiamato, diciamo che lui dice, ma se tu lo sai se lava via, lui diciamo, noi lo chiamiamo Cupido, ha chiamato anche sua madre, diciamo. Ha chiamato in correità? Sì, in correità, certo. Io ho detto, non mi ricordo, ho detto no, non lo so, una cosa del genere. Ho detto sì, non mi ricordo, so che c'erano dei problemi allora anche per la madre che la gestivano. Ma l'hanno arrestata, sembra anche la madre a quel periodo, e che la gestivano per farlo trattare il figlio. A pagina 14 l'interlocutore B, che dovrebbe essere lei, dice suo padre potte ammazzare a uno. Pagina 14. Non mi ricordo questo. Sembrerebbe il seguito della discussione precedente, che in un'altra pagina, cioè sta parlando della madre, ma perché sua madre è fuori, e lei risponderebbe, sempre che se è l'interlocutore B, risponde suo padre potte ammazzare a uno, non ricorda? No, anche perché non credo che il padre di Maria poteva ammazzare qualcuno, non credo che sia questo il padre, diciamo. Nella stessa pagina si dice, l'interlocutore B dice una volta ammazzava un cristiano Cristo. E allora si parlava del Navaria, per questo. Perché il padre è un poverino, diciamo, una persona per bene. A pagina 17 si parla di un tale Finocchiaro, e l'interlocutore A dice Cristo è conferente, usaccio è conferente. Ricorda di chi state parlando? Fino a chiaro, no? No. No, non mi ricordo. In questa la leggo tutto anche perché così le può essere più chiaro. Lei dice, l'interlocutore B dice, e a Cristo come si chiama? Finocchiaro, l'altro aggiunge, no, Cristo è conferente, usaccio è inconferente. B risponde non mi interessa e aggiunge docu a sinniva noiurici, Cristo usapemo un altro usapemo. B dice, tu a mia non è che maritto. Allora, aspetti, faccia finire tutto. A aggiunge no, non è che ti disse, e l'interlocutore B dice siccome attaccano a tutti dissi già, invece a Chiggiu attaccano come usura, a Chiggiu attaccamo come ognuno piccontu so. Ricorda? Sì, allora, questa è una storia che ne ho parlato con mio cognato, perché il Finocchiaro è un ragazzo di Giarre Riposto. Sì. In quanto io ebbi delle discussioni con diciamo, lui gestiva un po' di ragazzi, questo mio cognato, a Giare, no? Fra di quali questo Finocchiaro. Chi? Suo cognato è Grancagnolo? Sì, aveva 3-4 ragazzi a E chi erano gli altri 3?
tanto per No, imparare. c'era Pippo Scavo, sto Finocchiaro e altri. E allora hanno avuto una discussione, il Pippo Scavo e il Finocchiaro, in quanto il mio cognato era detenuto, in quando il Finocchiaro voleva gestire lui il gruppo e il Pippo Scavo lo voleva gestire lui, e quindi si bisticciavano questi sempre. E allora io, diciamo che misi tutti e due una notte a confronto, cercai di farli sistemare la cosa, dove poi invece questo Finocchiaro cercava sempre di fare di testa sua, perché mi mandò a dire una volta, io l'ho mandato a dire a Carmelo e faccio quello che voglio. E allora io gli mandai a dire addirittura che io ci andavo anche in piazza e lo ammazzavo al centro di piazza se lui non faceva, diciamo, perché la mia idea era di unirli e farli stare assieme. E allora l'usura c'entra perché questo Finocchiaro le gestiva dei soldi a Carmelo a usura. Ma era stato arrestato per usura? No, arrestato no. Arrestato, no. Poi c'era il fatto che andava dal magistrato, era la moglie o la confidente di Scavo che si era esposta a sta voce che questa ragazza andava sempre in un magistrato, come se c'era qualcosa che questo di nascosto, diciamo, cercava di collaborare o di... questo era il fatto del magistrato. A pagina 18, pagina 18 dice: è a disposizione del Ministero, chi sta? È a disposizione del Ministero, non sappiamo, Viri Tunnanu. Vi dice, io, mi faccia finire così la pagina, io ho parlato con magari cristiani, io e tu e con meni, a posto, ci stai a parlare, cosa vuoi? Ricorda il tema della... Quello che, se mi posso ricordare, si dice chi sta del Ministero, forse era qualche poliziotta femmina, donna, che magari passava dal momento che noi eravamo chiusi là dentro, non mi ricordo altro, diciamo, com'è. Che era a disposizione del Ministero. Ma perché ne parlavate? No, ma appunto magari è passata una poliziotta e io ne avevo detto questo, diciamo, è del Ministero, è dal... cioè durante la conversazione? Sì. Non ho capito. Sì, durante che noi parlavamo, diciamo, magari è passata perché c'era una vetrata che si vedeva, no? Tutto libero, diciamo. Ecco, poi c'è questo inciso, io ho parlato con magari cristiani, io e tu e con meni, cosa voleva dire? Ma non mi ricordo, io e tu con meni... parlo con altre persone con chi potevo parlare io da collaborante, quindi se non è completa la frase non mi ricordo di preciso. Poi si fa riferimento, pagina 20, al funerale, cioè l'interlocutore A dice a chi lava arrivare, a chi io mi faccio conto, ci dico che arrivare ancora, che a chiamare a Guaudro per funerale di suo figlio. Sicuramente sarà stato il fatto di Giuseppe Pogovana. Sicuramente sarà stato il funerale di Pogovana, che io ero interessato per farle sto funerale e tutte queste cose. Perché Carmelo era detenuto quando morì Pogovana Giuseppe. E quindi, cioè, non ho capito, perché parlavate di questo funerale? Ma si parlava non di cose, diciamo, importanti, di cose, dovevamo scacciare quell'ora, quella mezz'ora, non mi ricordo che siamo stati assieme. Quindi a un certo punto si parlava anche di cose, diciamo, senza senso, tipo di Pogovana, perché lui magari mi aveva detto come è morto sto ragazzo o tutte queste cose. Una mia idea, giusto? A pagina 21 della trascrizione l'interlocutore B dice niente, Idru si pessa appresso a droga. Non mi ricordo di chi parlavamo. Poi
continua la frase, A dice usai iddu si voleva fare scarcerare e iddi ci mettono iddu in famune. B, che dovrebbe essere lei, dice fici una patti stu pezzi in merda, via dicendo. A dice i bissasti e lei, o comunque l'interlocutore B, risponde sì, i bissai. Qual è? Ricorda questa frase? No. Cioè, qual è il riferimento? Non riesce... No, non mi ricordo, anche perché è una cosa senza senso. Lui dice mi diceva che lui si voleva fare scarcerare. Sembra una cosa, non lo so, una cosa strana, perché non è che se io ero detenuto dipendeva da me farmi scarcerare o meno. Ho fatto un'ipotesi. Sembra strana sta domanda, diciamo, per me. Non lo so, non mi sembra completa. Lei a pagina 23, non lei, l'interlocutore A, dice io usaccio, non è che i stocco, i spacco tutti. Sì, questo vuol dire che diciamo che io sapevo tanto sull'organizzazione. La dico io sta cosa. No, questa dovrebbe essere A e quindi dovrebbe lo essere... dice lui. Sì, e questa è una cosa quando uno sa tanto su una persona o le persone che siano, che dice non è che io li rompo, io li rovino, vai in pratica. Questo vuol dire. In che senso li rovina? Che lui sa tanto e tutto su queste persone. Sull'organizzazione? Certo. A pagina 24 si fa riferimento a tale Eugenio, sì. Lei dice di Eugenio ne parla prima A, poi B, che dovrebbe essere lei, dice Eugenio Astura s'ha ritirato, Eugenio ora è Chidru provinciale, risponde A, Idru e Chidru capigliava rapporti con Riina, sì. Lei dice cu Palermo, A dice i rapporti, cioè Gran Cagnolo, i rapporti pigliavo Idru e Eugenio e Ufrati di Sofrati. Lei chiede Pippu, di chi state parlando? Ma probabilmente il fatto di Sofrati non credo. Chi è Eugenio? Eugenio Galea è un uomo d'onore dell'organizzazione, il rappresentante provinciale. Sì, si parlava di lui in questa cosa. E poi A dice, cioè A dovrebbe essere Gran Cagnolo, i rapporti pigliavo Idro, Eugenio e Ufrati di Sofrati. Lei dice chi? Pippu? E forse si parlava di Mangion. Mangion chi? Francesco. Infatti, e Pippo chi è? Pippo è il fratello di Francesco Mangio, Pippo Mangio. Infatti, ritornando indietro, le ripeto, Carmelo sapeva molto più di un uomo d'onore e attivava molto più di un uomo d'onore. Infatti lui già sapeva che Eugenio Galea era un rappresentante provinciale, per dire. Perché, cioè praticamente lo comunicava a lei? Sì, perché già lui sapeva il ruolo che aveva Eugenio Galea. Diciamo che un uomo, non essendo uomo d'onore, non può sapere tante cose. Viceversa Carmelo invece era uno che sapeva tutto. Poi a pagina 27 c'è un riferimento A dice poi c'è Chidru de Crispeggi, B risponde Zappalà, A dice Zappalà e non ci conviene a Zappalà, dice B, cioè dovrebbe essere lei. Chi è questo Zappalà e chi è questo? Allora, Zappalà, Crispeggi vuol dire Crispedda, che era il soprannome che aveva Santa Paola, abbiamo detto. Che soprannome aveva? Crispedda. E perché? Ma è una cosa che l'ha avuto da anni, io l'ho conosciuto già con questo soprannome. Anche perché forse la famiglia, tipo il fratello, vendeva una friggitoria a San Cristoforo. Come si chiamava questa? Salvatore. No, la friggitoria. La Capricciosa. Ma perché parlavate, il senso di questa frase? Forse si accennava qualcosa, diciamo, sul tipo Zappalà era uno che nascondeva Santa Paola, per esempio, era il falegname di San Giovanni della Punta. E si accennava, diciamo, queste battutine come una cosa, Zappalà per dire, come una cosa come si salva questo per dire.
che in effetti sono persone che hanno, diciamo, collaborato con l'organizzazione. A pagina 31 B fa riferimento Picchiveni, pippigliare 1 milione e basta, ammazzano 2 cristiani buoni, picchi su c'erano cristiani buoni, tutti stu fatto non c'era, viri. Prima lei aveva detto non mi interessa di sta stati, a me giustamente, se io lo riconosco bene a me mi interessa Caidru, e poi c'è la frase che le ho letto. Non me la sto ricordando. Poi si fa riferimento, pagina 32, a Di Mauro. Sì, che già collaborava prima di noi. Ecco, perché ne parlate? Mi ricordo come se il manuale di cattura, poi si parlava anche di manuale di cattura, dal Navaria a Di Mauro, a te che ti è arrivato, tu che cosa ci hai imputato, queste cose. Non è che ci interessava tanto Di Mauro. Diciamo, Lei a pagina sempre 32 dice, a proposito di Di Mauro, Iddu è pentito A, sì, certo, dice B, lei dice infatti io picchissu e caca sua famiglia. Sì, non mi ricordo se... le spiego questo, io sono stato gestito a Roma all'inizio della mia collaborazione e quindi diciamo che per me i collaboranti stavano a Roma. Allora Carmelo mi aveva detto ma tu l'hai visto, l'hai incontrato, qualcosa del genere, io gli avevo detto sì, è qua a Roma. Diciamo che io ero detenuto, quindi non potevo, diciamo, incontrarlo, vederlo, si facevano solo di queste battutine così senza, anche perché non avevamo interesse sul Di Mauro, anche perché sul Di Mauro non avevamo interesse, perché in effetti Di Mauro di me dice cose in effetti un po' che non c'entravo, diciamo, di quello che lui diceva. Cioè che significa? Non ho capito. Che sulle dichiarazioni Di Mauro dice che io ero sotto capo a Gangagnolo eccetera, diciamo tutto cose, diciamo, senza senso, non avevamo. Quindi non eravamo preoccupati, ma poi ormai io collaboravo, quindi non mi interessava. Quindi si parlava che c'erano dei minuti, diciamo, di silenzio, che qualcosa si doveva dire e si parlava di queste cose. A pagina 33 si fa riferimento ad Agata. La frase è questa. A dice cetto 1, B risponde Suluchistu l'hanno scarcerato. A dice no, già l'hanno scarcerato. B, dovrebbe essere lei, dice una stanza a Cilano. A dice mica Nautri ci l'hanno a dare magari, ma fossi ora viri ca hanno altri, sempre A che parla, viri ca hanno altri magari, e il signor D'Agata ci etta mano ed è suo frate, a buona amicizia. Capisce il significato, ricorda questa frase? Si parlava di D'Agata, però... D'Agata chi? Ma sicuramente D'Agata Marcello sarà, però non mi ricordo tutte queste cose, il fratello... non mi ricordo di preciso. Perché appunto non è che non è completa sta cosa, uno inizia un discorso e magari finisce, non si sa come finisce. Poi a pagina 35 della trascrizione, comincia da pagina 34 il periodo, B, che dovrebbe essere lei, dice era malo combinato, u fatto di me muglieri, mu rissono a stissa iunnata, come era combinata. Usai chi mi combinano, Iddu u sapeva, era una scusa per mettermi in contatto con Spampinato, giusto? Fici marcia indietro pulito, ca Mercedes,
non si pigliarono né tagga né niente, usai chi trovano e ci a casa e ci disse: ma che cosa mi combinasti? Mi potevi dire? Dice: fu una cosa all'improvvisa, c'era magari idro. Guardi, questa è una cosa tutta mischiata, che non si capisce niente, però comunque quando parliamo tipo di mia moglie è una cosa, quando si parla di Spambinato è un'altra, quando si parla della Mercedes e Marcendietro è un'altra, quindi c'è un po' di miscuglio in questo. E vediamo questo miscuglio, cerchiamo di... Di mia moglie non mi ricordo di che cosa si parlava. Vabbè, di Spambinato si parlava che, diciamo, si parlava appunto sempre per i soldi, che era uno in effetti... come io immaginavo che era quello che doveva gestire quei soldi del terreno. Spambinato chi è? Il costruttore. Ci sono tanti Spampinato, ci vuole dire... Spambinato è quello che costruiva sulla zona, io già ne ho parlato altre volte, sulla zona di, come si chiama questa zona, per la vicina Pacuros, insomma su questa zona era, diciamo, molto vicino alla nostra organizzazione, in particolare a Campanella e a Deccolato. Spambinato mi sembra Giuseppe si chiama, se non mi ricordo. Lei sa se ci sono altri Spampinato? Io conosco lui, conosco il fratello di sto Spambinato, gli altri non mi ricordo. Ma mi faccia capire cosa c'entra questo Spampinato con il terreno? C'entrava perché allora sto terreno era all'asta. Era Spambinato interessato a venderlo e all'asta chi offriva di più, dove c'era i Costanzo, i Grace, questi a chi offriva di più si citava. Allora a Decolano portava queste notizie dicendo che stava aspettando intanto di farlo diventare al 30% per prendere molto di più e poi chi offriva di più. E il riferimento alla Mercedes? La Mercedes è questo. Io la stessa giornata che furono ammazzati i fratelli Marchese, io dovevo andare da Savuccio Marchese perché lui mi doveva mettere in contatto con l'avvocato Carlo Taormina, che lui era molto amico con Carlo Taormina. Che era molto amico? Savuccio Marchese. E allora Piero Puglisi sapeva che io dovevo andare a Savuccio Marchese e sapeva anche che doveva morire Savuccio Marchese. E allora sono arrivato dentro questa residenza di Savuccio Marchese, dove trovai intanto il cancello automatico tutto aperto, che stranamente questo cancello stava sempre chiuso. Entrando con la mia Mercedes, stavo per imboccarmi nella sua traversina e vedo un mare di carabinieri. Freddamente io l'ho capito subito che era stato ammazzato Savuccio Marchese. Metto la marcia indietro e piano piano vado indietro. I carabinieri mi guardano, però non hanno capito niente, diciamo. Io infatti sono stato così freddo di non fargli capire che, diciamo, volevo scappare, ma io mi volevo buttare anche dalla macchina per scappare, perché giustamente non era bello farmi fermare là dentro per dire cosa stavo facendo. Così subito andai da Piero Puglisi a dirgli: ma scusa, ma che cosa hai fatto tu? Insomma, una cosa che io mi ero un po' seccato verso lui, e lui mi disse che era stata una cosa all'improvviso, si doveva fare subito e l'hanno fatta. E dove lui era stato presente, nascosto nell'erba, nella campagna, diciamo, vicino alla sua villa. Questa è la storia della Mercedes. A pagina 36, sempre dopo che avete discusso di questo fatto, B dice: a stessa sera mossi Giuseppe, quindi questo Giuseppe chi sarebbe? Ipocoana. A dice: A dovrebbe essere Grancagnolo, e dopo qui ci può dire. B risponde: uno che è scimunito, o ha diventato scimunito, ha diventato scemo, e nautri iddu lo conoscevamo. A dice: allora cupattiu, affiu scemo, ducaruso scattiato,
Ricorda questo riferimento? Sì, ricordo che si commentava su questo duplice omicidio, però sto a scemo, non lo ricordo, però il fatto che io le dissi che c'è andata una che sembrava un cretino, queste sono parole che a me mi ha detto Piero Puglisi, Cioè? che io gli ho detto a Piero Puglisi, ma chi l'ha fatto? Allora Piero Puglisi mi disse che niente, se lo vedi che sembra un cretino, lui non si è immaginato niente, se Buccio Marchesi è morto diciamo come un cretino. Ah, cioè... Queste sono le, diciamo, questo è stato il dialogo. Cioè che la vittima non si era neppure accorta... Sì. E così, mi faccia capire? Sì, perché che c'era andato era uno che sembrava un cretino, diciamo. Non dimostrava di essere uno capace e quindi Salvuccio Marchesi diciamo che gli ha dato le spalle in quell'occasione, no? Perché era uno che stava attento a Salvuccio Marchesi. Avvocato, quando parla lei poi lo farà. No, siccome è con me. No, avvocato, allora le pregherei di parlare più piano perché altrimenti arriva la voce qua e non so se lei parla ufficialmente oppure commenta. Ecco, perché parlava di questo fatto, signor Samperi? Ma non mi ricordo come si aprì il discorso, ma se ne accennò, diciamo, come diciamo, venivano ammazzati anche amici, diciamo, persone, diciamo che, tipo io con Salvuccio Marchesi avevo una bella amicizia, non è che, però dentro portavano nello stesso tempo l'odio, perché me lo trasmettevano loro, l'organizzazione, perché doveva morire sto Salvuccio Marchesi. Dal primo momento che io fui fatto uomo d'onore, Salvuccio Marchesi non doveva sapere che io ero stato fatto uomo d'onore. Si parlava di queste cose, non è che si parlava, diciamo, che avevamo interesse a sistemarci le dichiarazioni, questo interesse non l'avevamo perché il motivo non c'era neanche bisogno. Quindi non è che se lo dovevo fare lo potevo fare benissimo quando volevo. A pagina 38 si parla di nuovo di Marcello, Unisceno, troppo cosi per i peri, poi a Marcello Unisceno, tutti ci ricevono tu a tunnare, hai una moglieri, magari Camori. Questa è una storia di Marcello e mio cognato. Ah, Marcello quindi chi è? Il vetro, di mia sorella vedova, di Elisa. Ecco, Marcella Peri. Ecco, perché si parla di Marcello Peri? Perché prima che mio cognato moriva, che si è suicidato, mi mandò a dire che si voleva incontrare con me, io ero latitante, e allora si discuteva questa cosa, che io non sono riuscito neanche a incontrarmi con mio cognato Marcello. Io veniva a me a portarmi queste ambasciate, ho Edoardo Cutispoto o Giovanni Arena, quindi si parlava di questo mio cognato. A pagina 39 B dovrebbe essere lei, chi a mia mi ficero affussare, io ci pigliava i difisi, picchi io ci sparava, ci dissi, tu che cosa ti sei messo in testa? Acchiappai la pistola. Ah, dice Usaccio. E allora si parlava sempre... E poi si parla un fatto di 20 milioni, Nivosi 30. Sì, si parla sempre di quel discorso di Giarre. Di? Di Giarre. Cioè? Di quel Finocchiaro. Perché, mi scusi, siccome questo discorso... Sì, si parla sempre di quel discorso di Giarre. Di? Di Giarre. Cioè? Di quel Finocchiaro. Perché, mi scusi, siccome questo discorso...